che si prende cura del santuario, no? Di San Pietro della Ienca, dedicato a Giovanni Paolo II. Si trova sul Gran Sasso e quel luogo dove Giovanni Paolo II quasi settimanalmente andava a rifugiarsi per ritemprare lo spirito e il corpo. E dal 2011, dal 18 maggio, data della nascita di Giovanni Paolo II 2011, la chiesa di San Pietro della Ienca è anche santuario dedicato al beato Giovanni Paolo II. Tutti ciò che può sbagliare, solo ciò che può sbagliare. Ora iniziamo, non chiamate nessuno, grazie. Naturalmente vi abbiamo promesso, loro ci aspettano per un gemellaggio ufficiale. Grazie a tutti. Vorrei ringraziare l'associazione Giovanni Paolo II, il suo presidente Natalino Monopoli, un ringraziamento a Giacomo, un ringraziamento a Monsignor Tergile che dal 6 aprile del 2009 non è lasciato mai, e un ringraziamento a tutti voi per la vostra calorosa e affettuosa accoglienza. Vi aspettiamo a San Pietro della Ienca. Il terzo classificato al